Romana, capitolo 1. Indirizzo e salute. Chi vi scrive è Paolo, serve Gesù Cristo. Dio mi ha scelto e mi ha fatto diventare apostolo, perché portasse il Vangelo a salvezza di Dio. Dio, in la Bibbia, aveva promesso per mezzo di tutti i profeti suoi questo Vangelo e a salvezza del figlio suo, Gesù Cristo, che è il Signore nostro, che nasce in la carne, a che la discendenza di Davide, ma l'ha fatta diventare figlio suo, in la potenza che lo Spirito che ci fa diventare santo, quando lo facette risorgere dai morti. E proprio in mezzo a Gesù Cristo, io ho avuto il gloriale essere un apostolo, per portare tutti i popoli a credere in Dio, in mezzo alla fede, che potesse era rolia a un nome suo. In mezzo a questi popoli c'è state pure voi che state a Roma. Dio ha chiamato pure a voi e pure voi appartenete a Gesù Cristo perché siete stati voluti bene a Dio e siete stati chiamati a essere un popolo suo. Dio, che è il Padre nostro, e Gesù Cristo, che è il Signore nostro, potesse narrare ancora a tutto quanto voi, tutta la razza e la pace. Paolo desidera visitare i cristiani in Roma. Prima cosa puoi ringraziare per me Gesù Cristo, Dio mio, per tutte queste, perché da ogni piccolo mondo si parla la fede vostra. E che lo Dio, che io sto servendo per tutta la vita mia, per regando il Vangelo ai figli suoi, sappia che dica la verità e che non mi scorda mai di voi, tutte le giorni rinde preghiere meglio. Io domando sempre a Dio che mi facesse la pina strada per poter venire in mezzo a voi, perché tengo una smania assai rosse per vedere, per poter portare pure a voi che gloriale lo spirito che vi facesse diventare assai più forte. Ma fuori a tutte queste, io desidero venire in mezzo a voi, perché pure io potesse consolare la fede vostra, che è pure mia. Voi avete a sapere, frate mio, che già parecchie volte avevi da decisione venire in mezzo a voi, per raccogliere a voi con frutto buono, come l'ha già avuto visitando tutti i popoli, ma anzina oggi questa non mi è stata mai accordata. La missione che ha avuto è questa, ha portato il Vangelo di Gesù Cristo non solo a tutti i popoli della Grecia, ma pure a tutti i popoli barbari, a tutta la gente che in istruzione e a tutta la gente che ne ciuciare. E per quanto questo viene a me, io sono pronto a far conoscere il Vangelo di Gesù Cristo pure a voi, che state in la città di Roma. A lettera. Io non mi voglio pigliare nascondere il Vangelo, perché la potenza di Dio per salvare tutti quelli che tenen la fede. O giurei prima e poi tutto là da pressa. E proprio dentro a questo Vangelo, che viene fatta conoscere come Dio, per mezzo della fede, fa diventare rosso tutto l'uomo innanzi a essa, come sta scritto dentro la Bibbia. L'uomo giusto comparrà per mezzo della fede sua. Tutto quanto sono peccatori. Tutta la collera di Dio si sta buttando a cielo contro tutta la gente, perché non l'hanno accettata e perché hanno fatto ogni sorta di infamità, soffocando che la verità. La collera di Dio si sta buttando in culo a loro e sta cogliendo, perché tutto quello che si può conoscere Dio sta già innanzi all'occhio di tutta la gente, perché è stato Dio stesso che l'ha mostrato a tutta la gente. Perché a quando Dio ha creato il mondo, insieme a mo, la gente che tiene un poco cervello in capo e un poco giudizio capace e vedere in tutte quelle cose che Dio ha fatto, tutte quelle qualità sue che si possono ancora vedere, voglio ricevere tutta la potenza eterna e tutta la grandezza di Dio. Tutto l'uomo per questo non potranno trovare nessuna scusa innanzi a essa, perché pure se hanno conosciuto Dio, non hanno dato a essa rolia allora e non l'hanno ringraziato come a Dio. Si sono perduti in dei discorsi, chi ne scemaria, a così non hanno capito più niente. Loro, che pretendono essere chi ne giudici, sono diventati assai insensati, perché invece si mettere che faccia loro in terra innanzi a Dio, chi ne rolia, e che non muore mai, si sono denucchiati innanzi ai fiori enormi, e a uccelli, e bestie a quattro zampe, e bestie che scarpellano in terra. O abbandono Dio. E proprio questo è il motivo che Dio l'ha abbandonato in dei smani loro. Hanno inchiavacato i corpi loro in tutte quelle schifezze che hanno fatto, per cagnare la verità, e Dio con una bugia, e hanno la verità e si sono denucchiati innanzi a mucce fatte che mano loro, e hanno durato e servuto quello che Dio aveva fatto, e non hanno durato la verità invece il Creatore, che aveva fatto tutte queste cose. Innanzi a essa, solo potesse stare sempre tutta la rolia nostra, per sempre. Amen. E proprio per questo, Dio l'ha abbandonato dentro a tutta l'ardenza loro, chi ne infamità e chi ne scorna. E femmine loro hanno fatto cagnare che l'unione è natura,
rinda ognuno contro la natura, pure l'uomo invece sa unire una femmina, sto appiccicate passione cullata, uomini, e facendo così che sti cose l'uno cullata e hanno avuto rinda a loro stesso che lo castighi giusto perché si erano sbiate. E proprio perché non hanno voluto conoscere Dio l'ha abbandonata, l'ha lasciata rinda il potere che la capa a loro sbiata e bezziata, e loro hanno fatto cose assai schifose. Sono arrivata così a scummature ogni sorta infamità e smanie chine sbrevogne, perché sono diventata così infame, bugiarda, nemici di Dio, chi ne violenze, chi ne autanze, chi ne presumenze. Hanno mandato ogni sorta infamità, si sono revocato contro il padre e contro la mamma. Sono diventata in zalla nuda, trammiata senza cuore, e sono più capace di tenere un po' di pietà e si vuole bene l'uno con l'altro. Ma loro sanno buono come Dio giura che tutti quelli che fanno queste cose sanno buono che chi si sorigna essere accise, ma con tutte queste non solo continuano a fare tutte queste fetenzie, ma si sono mise pure a battere in mano a tutte quelle che si comportano come a loro.